Al Pago, terra di sport. Sulle discese di Colindes, Tambre dal Pago, si è giocata l'ultima tappa della Coppa del Mondo di sci d'erba. Grande successo di spettatori, ottime risposte dagli atleti che da tutto il mondo si sono sfidati sui pendii alpagoti. Merito del lavoro e dell'esperienza dei due sci club organizzatori, Ponte nelle Alpi e Tambre. L'occasione per Alpago per lanciare l'ennesima sfida mondiale. Noi abbiamo iniziato qui portando una gara di FIS e quest'anno siamo riusciti a crescere portando una gara di Coppa del Mondo. L'obiettivo è per il 2015 riuscire a portare a Tambre, qui a Colindes, i mondiali assoluti della disciplina di sci d'erba. Dopo la mountain bike, ormai una certezza, anche lo sci d'erba sta diventando sport di riferimento per l'Alpago. La tappa di Colindes è stata l'ultima prima dei mondiali assoluti che si disputeranno in Giappone. Dominio delle squadre dell'Est, ma gli azzurri si sono ben comportati. Due bellissimi podi che mi fanno veramente ben sperare per i prossimi campionati mondiali, anche perché queste sono le ultime gare prima dell'appuntamento mondiale in Giappone e sono veramente soddisfatta. Se Tambre ha meritato l'ultima tappa del circuito, allora si può ben sperare in vista del 2015, ma servono ancora piccoli interventi. La pista è già abbastanza a posto, richiederà sicuramente dei lavori di sistemazione perché ha qualche problemino lungo il tracciato, però diciamo che come pendio e come caratteristiche è una delle migliori per i nostri atleti. Ma la candidatura non può essere portata avanti in solitaria. In passato, per altre discipline, si sono perse occasioni importanti proprio per la scarsa vicinanza delle istituzioni. Così si lavora fin da ora per creare una squadra solida per guadagnarsi Tambre 2015.